Grazie Gesù. Alleluia, gloria a Dio. Amen. Vogliamo rivolgerci al consiglio della parola di Dio. Amen. Alleluia. La parola di Dio è il consiglio di Dio. Amen. È cibo per le anime nostre. Se noi mettessimo in pratica la parola di Dio, saremmo veramente felici. Amen. Se l'umanità facesse regnare la parola di Dio, non avrebbe questi problemi. Gloria al Signore. Apriamo la Bibbia in Prima Pietro, prima lettera di Pietro, capitolo 5. Alleluia. Leggeremo dal verso 6. Alleluia. Grazie per esservi alzati in piedi. Chi non può, gloria a Dio, può rimanere seduto, ma se possiamo alzarci è buono, cambiare posizione e dare la giusta attenzione a quella che è la parola di Dio. Dio sia lodato. Amen. Umiliatevi, dunque, sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Amen. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Saggezza, tanta saggezza in questi versi. Alleluia, un uomo di Dio, un apostolo, Pietro, che scrive alla Chiesa del Signore, alla Chiesa universale, a tutti. Non è una epistola indirizzata ad una Chiesa in particolare, ma a tutti i figli di Dio. E abbiamo letto, umiliatevi. Dunque, perché prima aveva accennato a un verso che è scritto: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Per questo Pietro dice: umiliatevi dunque, sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Alleluia. Gli uomini per natura cercano sempre di prevalere sugli altri. È un qualcosa che un po' tutti gli uomini condividiamo, ma i credenti sanno cosa vuol dire umiliarsi. Sapete perché? Perché hanno creduto in Cristo, per questo siamo credenti, cristiani. E Cristo si è umiliato per noi. Siete d'accordo? Amen. Amen. Il Re dei Re, l'Iddio creatore, la parola di Dio si è fatta carne. Alleluia. Il creatore si è fatto come la creatura, pur rimanendo sempre Dio, si è fatto uomo, si è umiliato. Giovanni dice: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma lui non ha smesso di cercare i suoi, Alleluia. umiliandosi, ricevendo umiliazione. Fino a che quel giorno, poi, quando tutto è stato compiuto, ha donato se stesso in croce. Si è umiliato. Alleluia, davanti a tutti gli uomini che lo guardavano,
lui si è umiliato, annichilì se stesso, facendovi servo, ubbidiente e ubbidiente fino alla morte della croce. Amen. Gloria al Signore. Per questo dobbiamo imparare ad umiliarci gli uni con gli altri. Umiliarci davanti a Dio, Alleluia. prima di tutto. Amen. Se sappiamo umiliarci davanti a Dio, sapremo anche umiliarci davanti agli altri. Perché chi ci innalza è il Signore. Amen. Con tutti gli sforzi che possiamo fare per prevalere, per innalzare noi stessi, no? In questo noi falliremo sempre, perché chi innalza e abbassa è il Signore. Amen. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Gloria a Dio. Amen. 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 Gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione. Anche questo bisogna imparare a fare. Perché a volte non siamo capaci di rivolgere al Signore anche le nostre preoccupazioni. Ce le teniamo dentro. Non so perché, ma nonostante ci viene già detto, rivolgiamoci al Signore. Fai le tue richieste al Signore. Devi avere fede, fiducia nel Signore, invocalo, cercalo, pregalo. Chiedi al Signore che cambi le cose. Invece ce le teniamo sempre dentro. Dobbiamo imparare a gettare su di Lui ogni nostra preoccupazione, Amen. perché altrimenti non viviamo sereni. Siete d'accordo? Amen. Noi non possiamo fare nulla. Per quanto tu possa essere saggio, ricco in cultura, ricco economicamente, non potrai fare nulla. Chi può ogni cosa è Gesù. Amen. Lui solo può dire tutto mi è stato dato in mano, nel cielo e sulla terra. Amen. Amen. Quindi impariamo a gettare sul Signore ogni preoccupazione. Signore, fai tu. Aiutami, Signore. Alleluia. Fai tu. E vai avanti, giorno dopo giorno. Gloria a Gesù. Non pensare al domani. Oggi ringraziamo il Signore. Amen. Amen. Domani è lunedì, sarà un altro giorno. Alleluia. Sarà quel che sarà. E quando ci troveremo ad affrontare e a vivere il lunedì, pregheremo il Signore. Signore, benedici questo giorno. La mattina, quando ti alzi, prega il Signore, anche piccola preghiera. Signore, benedici questo giorno. Mi affido a te. Alleluia. Amen? Amen. E vai avanti, serenamente. Gloria a Dio. Gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione. Perché? Perché c'è un perché. Egli ha cura di noi. Amen. Lui si prende cura di te e di me. Amen. Amen. Non è disinteressato. Lui si interessa per ognuno di noi. Alleluia. Amen. Non solo per ognuno di noi qui, la chiesa locale, no? Ma ognuno dei suoi figli sparsi per il mondo. Lui ha un pensiero. Lui è capace di vedere ognuno dei suoi figliuoli. Alleluia. Gloria a Dio. Siate sobri, vegliate. E anche a questi consigli c'è un motivo, c'è un perché. Come credenti dobbiamo essere sobri e vegliare. Sobrio cosa vuol dire? Sveglio, attento. Devi stare attento. Amen. Se ti lasci andare e ti addormenti spiritualmente parlando, puoi subire delle conseguenze dannose per la tua vita spirituale. Invece se sei sobrio e sveglio, sei attento. E noi abbiamo bisogno di essere sobri e svegli, vegliare con la preghiera. Alleluia. Amen. Con la vicinanza al nostro Signore, con l'adorazione. Grazie. Amen. Con l'investigare le scritture, non leggerle soltanto, investigarle.
vuol dire investigarle, leggere in modo approfondito. A me sono saggi consigli e valgono per ogni tempo. Valevano ai tempi di Pietro, per la Chiesa di quel tempo, e valgono ancora oggi per noi, per la Chiesa del nostro tempo. Il vostro avversario, la Chiesa ha un avversario e lo chiama per nome, il diavolo. Va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Per questo devi stare sobrio e sveglio, dedicandoti di più alla preghiera. Perché se ti dedichi di più alla preghiera sarai più forte spiritualmente. Amen. E il nemico, quando gira attorno come un leone ruggente, non troverà un punto debole per attaccarti. Amen? Amen. Troverà scudi alzati, perché la fede è il nostro scudo. Vedrà che abbiamo non solo lo scudo della fede, ma anche una spada a doppio taglio, che è la parola di Dio. Vedrà che abbiamo un elmo in testa, l'elmo della salvezza. Amen? Amen. L'armatura del cristiano. Sto accennando quello che Paolo definisce l'armatura del cristiano. E fratelli, vogliamo o non vogliamo, siamo in battaglia. Il nemico ci fa guerra, perché amiamo il Signore. Amen? Amen. Perché il diavolo è nemico di Dio, è anche il nostro nemico. Noi stiamo dalla parte di Dio. Amen. Noi vogliamo far parte dell'esercito spirituale, di quell'esercito invincibile. Amen? Amen. Alleluia. Pietro dice, ho fatto caso a questo. Il diavolo è come un leone ruggente, ma non è un leone ruggente. Si comporta come qualcuno ha definito la scimmia di Dio, ma non potrà mai essere Dio. Fa di tutto per imitare Dio, ma non potrà mai essere Dio. Dio è il vincitore. Amen. Dio ha vinto. Lo ha vinto già. Amen? Amen. Alleluia. E su questo leone voglio farvi leggere come la parola di Dio chiama Gesù il leone della tribù di Giuda. Il diavolo è come un leone, ma noi abbiamo il leone della tribù di Giuda, Amen. che è Gesù. Apocalisse capitolo 5, versetto 5, in questa visione che ha Giovanni, guardate cosa scrive nella rivelazione, nell'Apocalisse, capitolo 5, versetto 5. Ma uno degli anziani mi disse, non piangere, ecco, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Alleluia. Amen. Il leone ha vinto. Amen. Perché questo paragone con il leone? Il leone era sempre stato definito come il re degli animali. È vero? Il più forte tra gli animali, il più astuto. Colui, un animale che utilizza bene le proprie potenzialità contro ogni avversario, più piccolo, più agile, più grande, lui vince. Per questo è da tutti definito il re della foresta, no? Il re degli animali. E non per nulla questo paragone con Gesù, il leone della tribù di Giuda. Perché Gesù vince sempre. Amen. Ha vinto per noi. Amen. Quindi noi non temiamo. Amen. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, ma non è il leone ruggente. Non è il leone invincibile della tribù di Giuda. Cercando di chi possa divorare, resistetegli. Cosa bisogna fare?
bisogna resistere. Se agisci sbagli, resisti, stando fermo nella fede, in chi hai creduto. Amen. Viene l'attacco sotto ogni punto di vista, nelle nostre famiglie, tra i familiari, nel lavoro, sotto l'aspetto economico, nella salute. Quanti attacchi! E sa sempre dove attaccare e quando attaccare il nemico. E quando sei attaccato cosa devi fare? Aspetta, l'esercito, guidato dal leone della tribù di Giuda. Amen. Gloria al Signore, un esercito invincibile che ti soccorrerà, verrà in tuo aiuto. Tu stai fermo nella fede, non vacillare. Sapete, quando si è attaccati è facile. Ci si guarda, siamo da soli, bandiera bianca, meglio mi salvo la vita. No. Tu sei un figlio di Dio. Sei un figlio di Dio, una figlia di Dio. Amen? Amen. Alleluia. Nessuno potrà mai vincerti. Alleluia. Nessuno ti potrà vincere. Gloria a Dio. Abbi solo fede nel Signore. Stai ferma nelle promesse del Signore. Amen. L'attacco dura un attimo. E quell'attacco è forte all'inizio. Però siccome siamo credenti sobri, che vegliano, sappiamo a chi rivolgerci. Amen. Amen. È vero? Amen. Signore, intervieni tu. Io non posso nulla. Il mio nemico, il nostro nemico, Signore, è forte, molto forte, sapete? Non bisogna sottovalutarlo. E quando siamo soli, siamo deboli. Ma se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? È vero? Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Chi avrà il coraggio di farsi avanti, combattere con Dio? Tutti quelli che l'hanno fatto hanno sempre perso. Amen? Amen. Gloria a Dio. Quindi resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che non sei solo tu credente a soffrire. A tutti i credenti qui sulla terra soffriamo tutti, chi in un modo e chi in un altro. Ma anche nelle sofferenze abbiamo la pace di Cristo, la consolazione dello Spirito Santo, le promesse del Signore che alimentano la nostra speranza. E al momento opportuno abbiamo visto che Dio interviene. Amen. 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 Alleluia. Ora il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. E il Signore sta lavorando in ognuno di noi per questo. Io sento il Signore sta lavorando ancora nella mia vita. E spero che ognuno di noi questa mattina possa dire: sì, è vero, il Signore sta lavorando dentro di me. Come un chirurgo mi sta aprendo, sta togliendo quello che non va, sta aggiustando, come un abile chirurgo, come il dottore dei dottori. Amen. Alleluia, colui che sa mettere le mani dentro, perché è lui che ci ha fatti. O no? Amen. Se lui ci ha fatti, sa come mettere le mani. È vero? Amen. Avete mai portato un qualcosa elettronico? No, deve andare dalla fabbrica, perché guardi, se metto mani io, la fabbrica, andiamo dal fabbricatore. Metti tu le mani nei nostri cuori, Signore. Metti tu le mani nella nostra anima. È vero? Nella nostra personalità. Signore, può cambiarci? Ma sapete quanto mi ha cambiato? E ancora mi deve cambiare. Amen. Prima che vado in cielo, voglio essere cambiato. Amen. Vogliamo lasciarci lavorare dal Signore. Amen. Alleluia. Che Dio ci benedica. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli. Alleluia. Alleluia.